questa è un'immagine proprio per evidenziare, perché questo dobbiamo metterci nella mente. Noi qui non viviamo in Danimarca, come viene sostenuto dalle ditte tipo Termomeccanica, Bellani e quant'altro. Non viviamo in zone ventose, non viviamo in zone dove l'aria si pulisce, non dico che si pulisce già da sola, semplicemente sposta l'inquinamento. Oltretutto viviamo in pianura padana, qui abbiamo le nebbie, abbiamo l'aria che ristagna, e in più se ci aggiungiamo l'inquinante ancora di più vediamo noi. Questo è sempre polveri sottili, anche qui i punti, il viola è il colore che noi dobbiamo guardare. Il viola dove è presente? È presente anche in Italia, e soprattutto in Italia dove? Nella pianura padana. Questa è una slide che abbiamo avuto il piacere di rubare a Morini e Pinelli, che sono gli esperti contrattati dall'amministrazione per spiegare alla cittadinanza in un incontro ai primi di settembre relativo alle fonti di energia alternative, e questa è proprio una slide presentata da loro in merito all'impatto ambientale degli inceneritori. Quindi all'interno dei 10 km avremo diossine, avremo PM10, PM2,5, quello che volete, e addirittura gli effetti degli ossidi di azoto si estendono anche ai 100 km. Questo è quello di cui già la nostra amministrazione è cosciente. Quello cosa ci dice una direttiva della Comunità Europea? Di mantenere la qualità dell'aria laddove è buona e di migliorarla negli altri casi. Come diceva il professore, quello che succede a Sanguinetto invece non rispetta assolutamente questo tipo di direttiva europea. Noi non andiamo a sostituire nulla, non chiudiamo nulla, andiamo invece ad aumentare. Si tratta di una tecnologia inquinante, a basso rendimento, ci dà poca energia elettrica e sprechiamo tanto calore. Un'altra realtà che appunto in questi mesi, diciamo, abbiamo assaporato sono i famosi limiti di legge. Tutto è dentro i limiti di legge. Andiamo a Verona abbiamo degli insediamenti produttivi, abbiamo macchine Euro 4, è vietata la circolazione agli Euro 0, tutto quanto. Cosa è successo? Già a marzo del 2009, potremmo già dire anche a gennaio del 2010, abbiamo sforato tutti i possibili limiti di PM10. Già nel 2010, sentivo per radio, ho letto sui giornali, sui 20 giorni di misurazione, i primi 14 giorni erano già oltre i livelli consentiti per legge, pur avendo macchine entro i termini di legge, pur avendo impianti che sicuramente rispettano i limiti di legge. Allora ci siamo detti, possiamo noi pensare, invece di dire no, noi non vogliamo questo, non vogliamo quell'altro, ci sono delle fonti di energia rinnovabili e a basso impatto ambientale. Noi in parte abbiamo pensato al biogas, ma non a mega impianti di biogas, un biogas che sia a livello di piccola azienda agricola, che possa sfruttare quelli che sono effettivamente i residui delle aziende agricole, e poi su questo argomento eventualmente possiamo dibattere anche più tardi. Oppure, come diceva il professore, anche il fotovoltaico, al momento poco sfruttato, ma che comunque non produce emissioni e sfrutta ciò che già la natura ci fornisce di suo. Cosa succede invece in Italia a questi inceneritori di biomassa? Perché alcuni sono in progetto, anzi tantissimi sono in progetto, visti gli incentivi, altri sfortunatamente sono stati realizzati. Che cosa è successo a questi? Bando di Argenta, ce l'abbiamo qui a due passi, è stato chiuso per irregolarità nella gestione dell'impianto. Doveva bruciare legno vergine, quindi cippato, legno vergine, invece è andato a bruciare i travi delle ferrovie pieni di catrame. La popolazione ovviamente si è ribellata, è stato chiuso, adesso è stato prontamente riaperto, quindi di nuovo da capo. Cosa è successo per altri? Sono diventati inceneritori, in altri si sono scoperte altre irregolarità, termovalorizzatore per CDR. Quindi scorrendo l'Italia dal nord al sud possiamo notare questo. Che cosa succederà a Sanguinetto? Beh, noi ci siamo un po' andati a studiare i giornali del passato, e la storia della ditta Serenel di Bellani, che è una delle 3 ditte proponenti, già dal 2002 e poi di nuovo nel 2006, quello che era il proposito del responsabile di questa ditta era proporre un inceneritore di rifiuti per la Bassa. Qual è il curriculum dell'altra ditta costruttrice, Termomeccanica? Il curriculum di Termomeccanica è tutto sulla costruzione di inceneritori, impianti per il trattamento dei rifiuti, e purtroppo anche nei loro impianti costruiti da loro sono state riscontrate delle irregolarità nel monitoraggio delle sostanze inquinanti, quindi le centraline di controllo
monitoravano sì in continuo, ma monitoravano a valori 10 volte inferiori. Sono in corso delle indagini, qui non è la sede né il luogo per fare altri commenti, questi sono semplicemente dei dati. Quindi, giusto per fare un sommario finale per poi dialogare insieme, abbiamo capito che la centrale non è altro che un inceneritore, che l'impatto ambientale per il nostro territorio non è sostenibile, che i pericoli della salute sono inaccettabili, che l'agricoltura, anziché essere aiutata in questo periodo di forti difficoltà, viene ancora più sfruttata, e anche gli agricoltori locali questo speriamo se ne possano rendere conto facilmente, che l'impianto è potenzialmente destinato a diventare un inceneritore di rifiuti, i terreni e le case saranno deprezzati. È vero che nessuno ha mai detto niente di questo, ma vi sfido a costruire o a riuscire a vendere una villetta nei dintorni dell'inceneritore. Il traffico pesante in paese nelle aree circostanti peggiorerà, perché 10.000 camion all'anno è il dato su cui anche l'amministrazione si sta tarando. L'incenerimento non è l'unico modo per produrre energia, ammesso che, come dice il professore, ce ne sia bisogno. È comunque il peggiore dal punto di vista dell'inquinamento. Infine, non vogliamo e non possiamo accettare che la nostra amministrazione di Sanguinetto abbia agito di nascosto, sostenga di aver dato il via libera a tutto l'iter approvativo dopo una valutazione a 360 gradi del progetto, perché il progetto non ce l'ha e comunque chiedendo i pareri non ce li fornisce, ritardi e ostacoli l'informazione e il coinvolgimento della popolazione, il fatto di essere qui questa sera ne è purtroppo una testimonianza, considera il parere degli esperti delle opinioni di poco valore, come ci è stato rinfacciato dopo la serata del no con il professor Valerio, non ritenga di alcun parere, di alcun valore il voto di 1800 persone della petizione. Queste persone in fin di conti sono state elette da noi, ci rappresentano e non vogliamo che la nostra volontà venga soffocata per un loro parere o per un loro obiettivo. Cosa possiamo fare dunque? Firmare la petizione del comitato, iscriverci al comitato, prestare aiuto ai gazebo, dare anche un contributo economico, perché come vi diceva Michele prima, ci stiamo autotassando, autosostenendo, ma è per una buona causa, è per i nostri figli ed è per il nostro futuro ed è per quello che siamo qui. Cos'altro possiamo fare? Le elezioni regionali sono imminenti, cerchiamo di dare il nostro appoggio politico, il nostro sostegno a chi ci supporta e non a chi ci ruba la salute. La salute è un nostro diritto e con questo vi ringrazio. Chiarissima, molto incisiva, non ho battuta mi viene da dire sull'ultima cosa che hai detto, dicevo non votiamo chi sostiene che la difficoltà è capirlo, perché ci sono spostamenti da questo punto di vista significativi. Allora, grazie a tutti per la pazienza avuta fin qui, le cose erano interessanti e tante da dire. Prima di passare la parola a voi, solo un ricordo velocissimo, che magari vi incentiva anche a rimanere. Al termine del nostro incontro c'è un momento conviviale, come si dice di solito in questi casi, un risottino che potremmo degustare nell'atrio. Il Presidente prima mi invitava, a ricordarvi che chiesto gentilmente un libero contributo, ecco, che però non è per il risotto, ma è per l'insieme delle iniziative del comitato, quindi deve essere ben superiore a quello che mi ha chiesto per un normale risotto. Ma sempre io relata refero, ecco, riporto quello che mi dice il Presidente Michele Sganzello. A questo punto volentieri sentiremo il parere di chi, e già qualcuno si era prenotato prima, quindi volentieri lo ascoltiamo, immagino domande da rivolgere ai nostri esperti. C'è un volontario che anche qui mi è stato segnalato in maniera, il tesoriere del comitato, il nostro avvocato Matteo Rossini, che pregheremo, in quanto volontario non ci sarà bisogno, di darci una mano nel passaggio del microfono, ecco, a chi vorrà intervenire. Grazie. E a questo punto c'era un signore, mi pare che prima si era prenotato.